Corrado Callegari di Prima il Veneto, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. La gente è in grado di sopportare un altro eventuale lockdown, cioè fare la prospettiva di un altro Natale chiusi in casa? Io penso che sarebbe drammatico, ma non solo a livello dei singoli individui, ma proprio anche per l'economia del nostro paese. Cioè, abbiamo passato 2 annate dove le aziende e l'economia ha sofferto tanto, una terza annata sarebbe un disastro. Io dico una cosa, cioè sono d'accordo con il sindacalista che la comunicazione verso l'esterno, anche se tu per esempio sei medico e sei in grado di dare una spiegazione maggiore, verso la gente non è chiara, perché anche questo discorso di cluster a Trieste o cose, cioè non vengono spiegati bene, cioè bisognerebbe per me andare su una strada di un tracciamento, visto che sono ancora pochi i casi in questo momento qua, cioè fare dei tracciamenti dettagliati per capire effettivamente da dove si sviluppano ancora questi contagi, cioè se è vero che dipende da 100 persone non vaccinate che si ritrovano a Trieste o a Fiesso d'Artico, perché è successa la stessa cosa anche nel Veneziano, e dopo da lì fare anche delle azioni severe se si dimostra che 100 persone non vaccinate creano un disastro. Tu allora intervieni come Stato, come governo, e impedisci queste cose qua, ma ci deve essere chiarezza, non una cosa fatta un po' così. Io immagino che i medici, i scienziati, i ricercatori staranno sicuramente andando su questa strada qua, come era stato fatto all'origine da come si chiamava là il virologo, quello di Vo, che aveva fatto tutto il tracciamento della popolazione per capire e anche qua bisognerebbe fare le stesse cose, visto che non ci sono ancora tanti contagi, bisognerebbe il più possibile fare dei tracciamenti e capire da dove arrivano questi contagi, cioè se per esempio quelli che se lo sono beccato al matrimonio che pure erano vaccinati, per che motivo si è creata questa condizione? Perché il vaccino probabilmente non copre sappiamo al 100%, però bisognerebbe un attimo avere le idee chiare su questo. E poi io dico, io Fatalità lavoro a Venezia, quindi vedo un po' le cose che gli assembramenti, queste cose, ma anche sui mezzi pubblici. Io prendo l'autobus e sono una sardina dentro il mezzo pubblico, Cioè io posso capire, ci sarà anche la mascherina che ti, ma se c'hai quell'altro che hai l'alito sull'orecchio, cioè su queste cose qua, per esempio sui trasporti, per me non ci si è mossi bene pensando a quello che sarebbe potuto succedere, perché ripeto, io prendo il mezzo tutti i giorni per andare a Venezia e sono pigiato così negli autobus, quindi io adesso non lo so, se lì c'è uno che è contagiato, ci contagiamo tutti all'interno dell'autobus, cioè queste cose qua io penso che chi governa la città, governa la regione dovrebbe prestare un po' di attenzione. Callegari, vuole intervenire? No, vabbè, non è che posso intervenire sulla Lega, perché ovviamente io ho fatto parte a suo tempo quando ero parlamentare e come dicevo prima lui fuori delle scene mi sembra di vedere quello che ho visto io Bossi Maroni nel 2012, cioè questa divisione netta che ci sono tra due parti all'interno della Lega, però non voglio entrare, sono cose loro. Voglio evidenziare invece un po' la contraddizione, quello che hai detto Dare sul discorso della posizione della Lega con l'Europa, cioè volete stare in contrapposizione con l'Europa e dopo però accettate, sostenete come Presidente del Consiglio un Presidente non eletto e fatto venire dall'Europa come 10 anni fa era stato fatto venire Monti. State appoggiando una serie di interventi fatti da questo Presidente del Consiglio che io veramente giudico deleteri. Vedi anche la posizione che ha sulle pensioni, sui lavoratori, su tutte queste cose qua. Cioè, questa è una contraddizione che per me dovete cercare di risolvervi al vostro interno. Penso sia abbastanza evidente la differenza di approccio tra i due. Il debito pubblico si è implementato del 45% con 800 miliardi, questi qua saranno tutti soldi che prima o poi dobbiamo pagare. Su questo voleva aggiungere... C'è perdita di sovranità, perché quando l'Europa ti dà soldi
ti dà soldi, dopo ti impone anche i propri presidenti del 25 anni fa la sovranità, non adesso. Uno alla volta, prego. Comunque mi fa piacere sentirti che sei acceso sostenitore di Draghi, perché ce la racconteremo fra un po'. Paga davanti a tutti. Siamo al governo, ma certo, ma siccome al governo ci state un po' da una parte e un po' dall'altra, un po' sostenete Draghi, un po' non lo sostenete. Abbiamo il ministro dello sviluppo economico con Draghi, quindi mi sembra che Salvini non appoggi interamente comunque mi sembra che uno dei ministri che avrà i fondi del PNRR in mano sia che sei leghista un difensore della politica di Draghi. Perché questo siamo al governo con Draghi, ci mancherebbe. Ma non tutti i tuoi sono accesi sostenitori. Io sento che te sei acceso la Lega ha sostenitore. votato la fiducia al governo Draghi.